Attenzione a questo traversone, palla sul secondo palo, può arrivare il tiro al volo, il gol 1-0, segna il numero 2, vantaggio della Taverna dei 40 con Barresi, 1-0 dopo soli 3 minuti. Calcio di punizione respinto dalla barriera, ancora Leo, conclusione, gol, vediamo però l'arbitro fischia, vediamo che cosa decide il direttore di gara. Che se ne va, attenzione alla palla in mezzo all'area, davanti alla porta il numero 5 che va a segnare il gol del 3-0, gol di Dei Rossi e dilaga la Taverna dei 40 quando siamo solamente al primo minuto di gioco di questo secondo tempo. Attenzione alla cross in mezzo, passaggio all'indietro, palla sul destro, tiro e arriva anche il 4-0, il 4-0 siglato ancora da Leo, anzi scusate, da Barresi. Siamo 4-0 quando siamo solamente al quarto minuto di gioco di questo secondo tempo. Un contropiede, siamo 3 contro 4 in verticale verso gli attaccanti, tiro e arriva anche il 5-0, 5-0 della Taverna dei 40 che a questo punto non si ferma più. Già dall'altra parte con il numero 7, attenzione a questo tiro, il gol della bandiera, il gol da parte del numero 7 dell'Atletico Winsper Blasi, siamo 5-1 a 5 dalla fine. 6 Fiorelli, sempre Candido, la mette in mezzo verso i compagni, tiro rimpallato, poi ancora la palla rimane lì, alla fine viene messa dentro, gol da parte di Fiorelli e 5-2 qui al Ciriaci. Passaggio di ritorno sempre per Dei Rossi che la può mettere ancora in mezzo, arriva il passaggio davanti alla porta, conclusione e 6-2 del numero 9 Sbernoli quando siamo in pratica all'ultimo minuto di gioco di questa partita.